Non solo mi hanno risposto, ma addirittura, praticamente mi hanno chiesto autorizzazione per utilizzare la lettera in sede, insomma, di decisione definitiva il 24 gennaio, come intervento di terze parti. Non si tratta solo di una semplice risposta, ma di uno spiraglio di speranza per Elena Semenzato, una delle tante mamme in Italia e in Europa che si sta battendo perché il farmaco Translarna, che riduce i sintomi della distrofia muscolare di Duchenne, di cui suo piccolo Leonardo, 6 anni festeggiati ieri, è affetto, non venga ritirato. La mail, o meglio le mail in questioni, sono quelle inviate da EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, e più esattamente dalla referente del centro che si occupa per EMA di patologie neuromuscolari e dal presidente di CHPM, l'organo dell'agenzia deputato all'approvazione dei medicinali. Una risposta tanto inattesa quanto significativa per Elena, che una sera ha deciso di tentare il tutto per tutto. Proprio dalla disperazione, solo per quello ho detto: "No guarda, io devo farlo", perché sentivo proprio che dovevo in qualche modo lavarmi la coscienza che, insomma avevo provato veramente l'impossibile per nostro figlio. Nella risposta si comunica che la lettera sarà condivisa da tutti i membri del CHMP e che le considerazioni di questa mamma saranno valutate il 24 gennaio, quando Emma incontrerà la casa farmaceutica per decidere del futuro del medicinale. Ci ha sicuramente dato, speranza, un pochino in più che altro perché abbiamo captato che siamo ascoltati. Da quel giorno, sì, ho captato un'apertura, ecco. Un ottimismo che è stato però incrinato quando venerdì Elena, come fa ogni mese, si è recata alla farmacia ospedaliera per ritirare Traslarna, ricevendo per la prima volta in un anno una risposta che l'ha pietrificata. Mi dicono: "Eh sì, però deve tornare perché il farmaco comunque al momento non è non c'è, non ne abbiamo". Sentirsi dire: "Ci sono problemi di approvvigionamento", sapendo che il farmaco è, diciamo, in questa situazione, uno, cioè, subito mette insieme le 2 cose. In questo momento ho una scorta fino a mercoledì, spiega ancora la mamma di Mogliano. Sembrerebbe che lunedì, dovrebbe arrivare. L'indicazione che abbiamo come famiglie è quella di ritirare il farmaco solo una volta al mese, ma abbiamo scoperto che in Italia è così, mentre in altri paesi europei no. Ci siamo anche trovati tra famiglie a capire che c'erano famiglie che avevano scorte anche già per 3-4 mesi. Si chiede com'è possibile che altre famiglie in altri paesi europei ce l'abbiano già per 5 mesi in avanti, e noi che tra l'altro magari appunto se adesso lo ritirano abbiamo solo un altro mese.